Parliamo del problema del 14% di disoccupazione giovanile, il picco a cui si è arrivati quest'anno. Cosa fare? Sì, 14% di disoccupazione, 40% di disoccupazione giovanile dimostrano un paese in totale recessione. A dispetto di chi governa e continua a dire che le cose si rimettono in moto, in realtà in moto non si rimettono per un motivo molto semplice: se tu non riduci il costo del lavoro sulle piccole e medie imprese, che poi sono il perno dell'economia italiana, la macchina non va avanti, e non puoi pensare di farla andare avanti togliendo i pochi soldi alle tasche degli italiani, che sono ormai veramente allo stremo. E allora il famoso cuneo fiscale: vanno tagliati i costi. Non è pensabile che un lavoratore costi all'impresa guadagni 1.000 euro e costi all'impresa 2.500 euro, e quei 1.500 euro in più vanno allo Stato che li disperde nei suoi meandri. Altra cosa, recuperiamo dalla evasione fiscale, ma non la piccola evasione, quella certamente bisogna pagare le tasse a tutti i livelli, ma la grande evasione di chi porta i capitali all'estero, di chi illecitamente detiene appunto grandi patrimoni all'estero, tassiamoli. Lo ha fatto la Germania, lo ha fatto l'Inghilterra, non si capisce perché non lo debba fare l'Italia. L'Italia fa una cosa diversa: avvisa chi ha i capitali all'estero che forse andrà all'estero a guardare se hanno i capitali. È un po' come quel poliziotto che riceve la notizia che il ladro detiene a casa sua la refurtiva, e però anziché andare di corsa a recuperare la refurtiva, telefona al ladro per dirgli: guarda, la prossima settimana vengo a ritirare la refurtiva. È chiaro che non trova né il ladro né la refurtiva.